Gentili appassionati di ciclismo, ci troviamo quest'oggi con un personaggio che è uno dei volti storici del ciclismo a Pistoia. Siamo con Loreto Petrucci, siamo nella sua abitazione di Pistoia e stiamo per ripercorrere assieme a lui una vita di grande appassionato di ciclismo. Questo è forse la definizione migliore. Prima ciclista professionista, poi organizzatore, però la passione è di fondo per quanto riguarda Loreto Petrucci. Buonasera a te, Loreto. Buonasera a tutti e buonasera agli sportivi che seguiranno questa trasmissione. Carriera da ciclista che inizia nel 47 nella categoria allievi, poi dilettanti e tanti successi già da giovane. Sì, nel 48 passai dilettante e andai alle Olimpiadi di Londra dopo aver vinto diverse gare. In quell'anno ne vinsi 10, fra cui gare importanti con dilettanti da allora già temprati. Poi nel 49 ancora dilettante vinsi il Gran Premio Pirelli e passai indipendente alla Legnano. E vincendo il Gran Premio Pirelli con l'arrivo al Vigorelli di Milano andavamo alla squadra Legnano. Fui primo io, secondo Minardi e terzo Albani e ci ingaggiò subito la Legnano. Poi da indipendente vinsi 6 gare nel 50. Nel 50 ero un dipendente, di cui gare di dipendenti erano diverse gare, c'era a Lamporecchio, c'era dopo la Spezia, non mi ricordo il paese com'era allora. Poi, insomma, da dipendente passai professionista, seconda serie per il punteggio ottenuto nell'anno 50. Nel 51 ero professionista seconda serie. Vinsi il Giro della Toscana, feci terza alla Sanremo e più avanti vinsi altre gare, anche quell'anno lì vinsi il Gran Premio Fossati a Grosseto e ne vinsi altre 5 o 6 e passai prima serie. Nel maggio 51 passai alla Bianchi, nel maggio, che allora si passava quando uno voleva, era libero, non è come ora bloccati 1 anno, 2 anni, no. E andai alla Bianchi, perché la Bianchi disse che andavo bene e non ero impegnato, anzi avrebbero aiutato alle vittorie me. E questo avvenne nel 51. Nel 52 vinsi la Milan-Sanremo e altre gare e invece di essere aiutato o andato libero per vincere le gare in linea, perché io non ero adatto alle gare a tappe, ero il nemico delle gare a tappe. Le gare in linea era il mio forte. E invece di essermi col contratto libero di fare le gare e vincere le gare in linea, mi obbligavano nel 53, dopo aver vinto la Sanremo e la Parigi-Bruxelles, di rinnovare un contratto allora di molti milioni. In quell'epoca là era 30 milioni per 2 anni, 30 milioni nel 53 era comprare mezzo Pistoia, per dire, era comprare 50 o 100 appartamenti che costavano 300.000 lire l'uno. Però dovevo stare agli ordini della squadra, agli ordini di Coppi. Rifiutai questo contratto, strappai il contratto a Lugano nel 1953 quando Coppa aveva vinto il campionato del mondo e non ci si fermò tutti perché era a fuga lui con Deric e non c'era da tirare, fermati. E io rifiutai questo contratto, lo strappai e di lì arrivò la guerra contro di me. La Bianchi volle farmi guerra all'eccesso, obbligandomi a smettere dopo 1 anno o 2 di battaglia continua senza poter rialzare la testa. Era una guerra continua. Mi rubarono la terza Sanremo nel 1954, mentre stavo per vincere la terza in fila mi si attaccò uno della Bianchi, Favero, che poi l'ha dichiarato di fronte alla stampa a tutti, con gli anni dopo, che era pagato dalla Bianchi e dissero lui anche in terra ma non deve vincere la terza Sanremo. E così non la vinsi. Arriva quinto con lui attaccato.
Comunque fu la fine mia, l'inizio della fine, perché la stampa era contro di me. Criticava che io andavo via dalla Bianchi, andavo alla Lige perché non volevo battere Coppi, facevo la guerra a Coppi perché mi sentivo più forte, tutte balle. Io andavo per la mia strada, per le gare in linea, cercando di vincerle. E mi portarono al punto che quando giravo per le strade in allenamento e in corsa mi fischiavano, mi insultavano perché allora erano tifosi di Coppi e io dovetti quasi arrivare a un esaurimento nervoso, andai in Belgio un periodo per disintossicarmi da queste offese, da queste inveire degli sportivi, ma non ci fu niente da fare. Arrivai quasi al punto di entrare in un esaurimento nervoso e lì fu la mia fine. La fine mia per anni fuori dal ciclismo, nauseato, deluso e tutto. Dal 56 poi c'era Toriani allora che faceva il Giro d'Italia, era direttore del Giro d'Italia con la Gazzetta. Mi volle lui a fianco a darle un aiuto per le organizzazioni. Accettai dal 60, non mi ricordo le date ora, più avanti nel 60, 65, giù di là, o 70, non mi ricordo sinceramente. E andai con lui e di lì imparai a organizzare. Allora, abbiamo parlato, hai fatto un excursus su tutta la sua carriera ciclistica. Prima di parlare della tua carriera da organizzatore, torniamo magari su qualche punto particolare, su qualche curiosità. Il tuo anno migliore è stato senza dubbio il 1953, Sì. con la seconda vittoria alla Sanremo, con Parigi-Bruxelles, la Parigi-Bruxelles, con la Desgrange Colombo, la classifica del 53. una challenge a punti, dico Sì, bene? sì, su Bobé, Kuble, Coppi, tutti dietro a me. La vinsi nel 53. Ecco, e poi volevo tornare ancora qualche anno indietro, perché ormai siamo a pochi mesi dalle Olimpiadi di Londra. Tu Londra l'hai vissuta con le Olimpiadi, era finita la guerra, la guerra a Londra era una città distrutta dalla guerra, però il clima olimpico è qualcosa che a 19 anni specialmente penso possa lasciare un segno. Un disastro, perché c'era ancora le tessere in Inghilterra e non ci davano da mangiare nulla, quasi niente. Abituato a mangiare le bistecche in Italia, entrai in crisi 3 mesi a Londra, tutti a pezzi, noi italiani tutti ritirati, non ci reggeva più le ruote, perché non ci davano da mangiare, ci davano da bere l'acqua e il latte, acqua della fontana e latte, da mangiare a tessera. Non si può fare le Olimpiadi così, quindi dopoguerra purtroppo si pagò. La cosa più importante, un ricordo triste è questo, che ci aveva messo nelle casse di legno dove era stato prigionieri di guerra, era Richmond Park, erano stati prigionieri di guerra. Ci misero tutti gli atleti lì, noi italiani, e in una casetta di legno c'era la squadra di calcio. Allora c'era il commissario tecnico Pozzo. Loro, sapendo che a Londra era così, a tessera, ma la Federazione Italiana Ciclistica non dimenticò, portarono tutte le cassette da mangiare, tutte le casse bene, e non si pregava e perdesse la prima partita, e la perse davvero. Così si mangia. Al mattino, che erano stati battuti e tornavano a casa, tranquilli si va alla casetta dove erano stati loro a cercare di mangiare che avevano lasciato. Non c'era più nulla, neanche le cassette vuote. Non si sa se l'hanno riportata al mangiare in Italia, l'hanno venduto a Londra, non si sa. Noi soltanto non si è mangiato nulla di quello che avevano i calciatori. Avvia a odiare il calcio e lo odio tuttora, perché il calcio è tutto un bluff anche quello. Tutte truffe, tutte mascalzonate che a me non vanno bene. Non è uno sport anche il calcio, è una cosa, ne parliamo, va, non mi riguarda me, che non mi interessa. Senti, dicevamo allora, il tuo anno migliore del 53, la tua corsa alla Milano-Sanremo, un terzo posto nel 51, 2 vittorie, poi il quinto posto con il giallo nel 54, e una domanda particolare, forse anche banale, però com'è cambiata la Sanremo dal 1952-53 ad oggi?
Ma è cambiato i corridori, non la Sanremo, perché prima usava fare fughe continue a gruppettini, ora stanno tutti insieme, si guarda, io non lo guardo nemmeno più il ciclismo, perché 2 ore di gruppo insieme, tutti uguali, tutti alla stessa velocità, 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi, allora erano minuti, era un ciclismo diverso, storico, che io non voglio fare paragoni allora e oggi. Oggi il modo di correre è quello, però io non l'accetto perché non lo guardo appena, guardo un po' gli arrivi, un po' perché stanca stare a vedere un gruppo, un serpentuno lungo 200 corridori e che si vede, che ciclismo è? Tutti insieme, tutti in gruppo. Ma è un ciclismo moderno e va così. Senti, nel 52 e nel 53 ancora il Turchino e il tunnel in vetta al Turchino segnavano la corsa. Sì, sì, già veniva lì una battaglia per arrivare in cima al Turchino e c'era un premio speciale. Poi tutti i gruppetti, fughe continue, a gruppettini, ma non si arrendevano subito. Era un continuo fughe. E nasceva le fughe, anche noi arrivavano solo in 7, distanziati di 1 minuto e mezzo l'ottavo. Era così a gruppetti, battaglia continua, fughe contro fughe. E invece dicevi non ti andavano giù le corse a tappe. Giro d'Italia, se non vado dato 3 partecipazioni, 2 ritiri. Esatto, perché non erano per me le gare a tappe, non avevo la costanza, il carattere di ripetere tutti i giorni questi sforzi che ritenevo a momenti anche inutili, perché poi in fondo la gara è bella giornaliera, poi se è bello anche a tappe, a chi piace, a me, ero contro volontà mia di fare le gare a tappe. Ecco, allora arriviamo un po' al giallo della tua carriera ciclistica, ovvero il rapporto con Fausto Coppi e con la Bianchi. Qualcosa ci hai già accennato, però trovarsi in una squadra dove avevi le prerogative per fare in determinati tipi di corse la tua gara e poi sentirsi dire che dovevi lavorare per un altro non ci sei stato. Eh sì, rifiutai, perché dovevo dire non ho vinto io, ha vinto lui, mi ha fatto vincere lui. Non è vero, io ho vinto perché avevo l'energia di vincere quel giorno. E questo non mi andava giù di vendere me stesso, anche se ero giovane, però il carattere mio mi impediva di dire queste cose e di fare il servitore agli altri. Non l'ho mai fatto a nessuno il servo e così rifiutai di farlo. Però c'era un buon rapporto da primo periodo con Fausto. È venuto qui a casa mia, aiutarlo a casa sua, quando era in famiglia, con la famiglia, moglie e bambina, Marina, e tutto andava liscio bene. Nonostante 10 anni di differenza che c'era fra me e lui, io del 29, lui del 19, però accettava anche qualche consiglio mio. E gli dicevo, guarda, quella donna non è il caso che ti ci innamori e tu ti perda la testa per questa donna, perché non la vedo una donna per te, perché una donna che abbandona 3 bambini per venire con te, non la ritengo una donna giusta per un uomo, perché per un'avventura sì, ma per starci insieme come ha fatto lui no. E mi mise in poconti, raccontava tutto a lei e mi mise il nemico numero 1 di lei, ero diventato io, e guerra continua contro di me. E questo l'accettai, la dico, l'avevo detto allora e lo ripeto, non mi vergogno averlo detto, perché cercavo di salvare un amico più anziano di me, però io più giovane, l'esperienza mia con le donne che allora avevo veramente una buona esperienza, non la ritenevo giusta questa convivenza con lei. E questo fu un altro punto negativo per me per farmi smettere prima, perché mi mise contro tutti, contro i corridori, contro il pubblico. E la stampa da allora, pagata dalla Bianchi, scriveva quello che diceva la Bianchi, però a forza di pagare, perché pagava giornalisti della carta stampata, parte, non tutti, e giornalisti della Rai da allora, però a forza di pagare poi fallì la Bianchi. E io smisi a 26 anni completamente, a 25.
addio al ciclismo e stetti isolato dal ciclismo per diversi anni. Per una decina o 15 anni il ciclismo se era a Pistoia e andava a Milano o viceversa. Era per me nauseante il ciclismo. E purtroppo poi col passare del tempo Torriani, che ha molte amiche molto bravo con me, mi volle nel suo gruppo aiutarla a organizzare le tappe e a fare certe cose, insomma, a cercare di stargli vicino e accettai e rientrai nel ciclismo per il Tirreno a fare il commento al Tirreno, la radio Rai e la televisione italiana Rai a fare commenti e di lì rientrai nel ciclismo e dopo aver imparato con Torriani l'esperienza che era utile, nell'83 inventai la corsa Firenze-Pistoia, oltre a ciclocross che ne feci tanti, da Pontedera a Sestri Levante al mare, ciclocross a non finire. Allora entrai a organizzare la prima Firenze-Pistoia nell'83, ne feci 22 e poi nell'88 abbandonai l'organizzazione perché mi nauseò il ciclismo da allora, che era già al massimo dell'inquinamento col doping. Perché doverti dire basta? Perché alla Firenze Pistoia la mattina prima della gara venivano alcuni corridori noti, i più noti, a dirmi: Loretto, ma c'è l'antidoping oggi? E gli dissi: guarda, io vado con bastoni, ti tiro qualche legnata, c'è qualche legnata che ti aspetta all'arrivo. E di lì dissi basta, nell'88 dissi non fa più la Firenze Pistoia e non mi affaccio più al ciclismo. E così fu. Dopo poco, ancora un anno o due con la Rai e col Tirreno, dissi basta al ciclismo, sono uscito, io sto qui a casa mia, sì e no lo vedo tutti i giorni in televisione, i finali senza l'audio, perché non posso sopportare tutta questa trasmissione inutile di 2 ore di televisione a vedere un serpentone di 180, di 100 corridori pedalare tutti insieme, tutti alla stessa velocità. E che ciclismo è? Io non lo voglio criticare, è il ciclismo attuale, non mi interessa. Non vado più a vedere nemmeno i giovani, perché c'è un altro motivo. Un bel giorno un amico mio, dottore medico sportivo di Pistoia, mi dice: Loretto, è venuto dei genitori in questi giorni da me a chiedermi cosa posso dare al mio figliolo, ai miei figli, come possiamo dare, per farli vincere le gare. Ragazzini appena tesserati, 10 anni, 12 anni, allievi. Ah sì, e non l'ha denunciati? No, l'ho detto di andare via, non farsi più vivo qui da me. E così dissi, basta, non vado più nemmeno a vedere ragazzi perché tutto marcio, tutto inquinato, sicché io il ciclismo attuale non mi interessa più. Bene, a chi interessa non li critico, faccia a loro, ognuno trova il divertimento che vuole, anche nei drogati, anche nella gente alterata, ma non è più sport, è una cosa alterata. E il ciclismo alterato non mi interessa più. E così ho detto basta il ciclismo. Ecco, a quando risale la tua ultima corsa da spettatore? Da spettatore? Sulla La strada. Sanremo del 2009. Basta. Di lì fu l'ultimo. Quindi sono oltre 3 anni che... Sì, sì. Dissi basta, perché non si può, e perché poi scoprì che davano 5 miliardi di vecchie lire al signor Astrom, l'americano, come si chiama, per averla in Italia al Giro d'Italia. Dissi, alla Gazzetta gli dissi, fece un comunicato stampa allora, che si vergognasse a dare 5 miliardi di vecchie lire a lui per averlo in Italia, un drogato, uno criticato, uno che poi è sotto processo, è stato tante volte. Pagare uno, che cosa vuol dire? Che reclama è per un giornale pagare 5 miliardi? Fece un comunicato pubblico e lo pubblicarono diversi giornali e dissi basta. Ecco, ti volevo chiedere, mi hai colto uno spunto. Quanto secondo te per una corsa, per le corse più importanti che ci sono nel calendario professionistico,
Secondo te sono i corridori che fanno importante una corsa o dovrebbe essere la corsa che fa importante il corridore? La televisione fa importante la corsa, perché i corridori fanno il che possano, sono tutti lì, non è che entusiasmino con la corsa, si vede raramente nelle grandi salite esaltare un po' il ciclismo, però quello sparisce, vince la gara, vince il Giro d'Italia, poi chi è? Non si conosce più. Questo è il problema. Non è vittorie continue dimostrando di essere superiori fisicamente, è per un giorno, per una settimana, poi spariscano. Ecco, quindi secondo te il ciclismo ha tradito i suoi appassionati? Ma secondo me sì, il vero appassionato di ciclismo non è contento, perché si vede la televisione saltare, salutare, correre dietro al corridoio, perché c'è la ripresa televisiva. Se la televisione non facesse più le riprese al ciclismo, sicuramente il ciclismo interesserebbe a pochissimi. Ecco, ora ti volevo chiedere un'altra cosa. Secondo te, oggi, se dovessi dire c'è una corsa che negli anni è rimasta con un fascino diverso da tutte le altre, perché ormai ci sono tante corse, un calendario dei professionisti che è forse anche troppo stracolmo di gare. Se ci sono delle corse che ancora riescono a radunare il pubblico e ad avere un valore particolare per tutti i corridori. Sì, queste classicissime chiamate, non la Sanremo perché l'ho vinta io, la Sanremo è la prima che attrae tutto il pubblico, poi Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, queste grandi corse famose del tempo attraggono ancora il pubblico, però un pubblico appassionato e limitato. La massa, ripeto, si vede la massa dei tanti perché c'è la ripresa televisiva per farsi vedere, per farsi notare. E questo la televisione è quello che ha salvato tanti sport, di cui il ciclismo, il calcio, poi ne parliamo tutto il giorno, il calcio, un bombardamento che stufano, stancano, a me non mi interessa, ma la massa si vede che interessa perché c'è tutto il pubblico dietro. E purtroppo il mondo moderno cambia e bisogna adeguarsi. Io sto calmo in casa mia, sto fuori da tutta questa mischia di confusione perché nel mondo c'è tanta confusione, c'è tanta cattiveria, c'è tanta ignoranza, che si esaltano i drogati. Ma è possibile parlare ancora di Pantani, poverino? È uno che ha dovuto smettere per le droghe che ha preso, eppure si parla ancora, si vede la gente o cartelli Pantani, Pantani, ma dove siamo? Ma esaltare ancora i drogati, gli squalificati, tornano a gareggiare e si parla ancora di loro? Ma bisogna eliminarli almeno con la stampa, con la televisione, chi ha subito danni, chi è stato squalificato. Non si può parlare di quelli squalificati per droga. Il doping è una rovina dell'essere umano, invade il mondo, non solo nel ciclismo, in tanti altri sport, nella vita comune. C'è giovani che si drogano per andare a ballare, per andare con le donne. È possibile dover sopportare queste cose, questa cattiveria della gente che arriva a questo per i soldi, vendano la droga per guadagnare, per sfruttare, senza pensare alla salute di questi ragazzi che sono le vittime di questi venditori di veleni, di droga. È una cosa vergognosa, dovrebbero fare delle leggi drastiche di non parlare più dei drogati, non inquadrarli più e la stampa non nominarli nemmeno. Senti, ti chiedo, allora, sempre da questo tuo discorso traggo uno spunto. Secondo te sarebbe meglio un ciclismo dove chi è stato coinvolto in affari di doping viene tolto e quindi magari con qualche nome altisonante in meno, con qualche nome importante in meno, oppure continuare come adesso? Perché se pensiamo anche tra gli italiani, tutti coloro che vanno per la maggiore hanno avuto un passato, basti pensare a Scarponi che ha vinto il Giro d'Italia lo scorso anno, ha fatto 2 anni di squalifica, Ivan Basso ha fatto 2 anni di squalifica, Rebellin che rientra alle corse adesso ha fatto 2 anni di squalifica, Di Luca idem. Sarebbe meglio un ciclismo ancora come adesso, pulirlo, oppure... strappare il tesserino, non farli più correggiare, non parlarne più, non esistano più.
sono persone normali, non si deve ricordare e rammentare questi ancora, corrano, vincano, parlare di basso, hanno subito le squalifiche, sono stati scoperti drogati, basta. Questa è la legge che dovrebbero mettere, invece no, l'Italia va bene tutto. Ecco, là però mi permetto di fare un attimo l'avvocato del diavolo. Non sarebbe giusto anche responsabilizzare le squadre su quello che fanno i propri corridori? Perché spesso vediamo i corridori che sono trovati positivi e vengono esonerati dalla squadra perché nel contratto che firmano c'è scritto che si impegnano ad avere una certa correttezza e pulizia, però le squadre alla fine sono quelle che chiedono il risultato al corridore. Cambia nome di squadra, però purtroppo c'è da condannare, questi sono come i venditori di droga, di veleni, perché se il corridore li vince, la pubblicità la trovano, prendono soldi, vivono alle spalle di chi sfruttano questi drogati. E questo è il coraggio di dire basta, non mi interessa avere il vincitore, mi interessa fargli fare dello sport puro, sano e pulito, come all'epoca nostra, sì, caffè con cognac quando era freddo, poi venne un po' di stenamina, un po' di simpamina, avviavano qualcuno, però roba da ridere, non fa male la stenamina e la simpamina, anzi tante volte faceva anche bene un paio di pastiglie. Però questo ora è diventato un'altra cosa, addirittura qualcuno si cambia il sangue da sé, come è successo a Dricò. L'hanno trovato emotrasfusione improprio. Ma dove siamo arrivati, ragazzi? E le squadre dovrebbero avere il coraggio di dire non mi interessa se vince, ma siccome sono tutti legati a soldi, se il corridore non arriva e non vince, si fa vedere o un fuga o di qua o di là con le scritte in televisione, non trovano soldi, allora fate pure, vieni con me te, tanto la scalifica è fatta, parla. Fai pure che mi va bene. Questo è l'errore. Questo è grave che in Italia e nel mondo, non solo in Italia, nel mondo, si arrivi a sopportare tutta questa situazione. Ecco, un'ultima domanda un po' provocatoria. Quando rivedremo Loreto Petrucci ad una gara di ciclismo? Ma io penso da morto se mi ci portano morto, ma da vivo non credo più, perché sono nauseato. Se mi passa questa nausea, può darsi che ci torni, ma però per ora non ci penso nemmeno. Ho 83 anni, finisco 83 anni in agosto. Penso che io non ne veda più. Ogni tanto vedo un po' in televisione qualcosa, però lo commento da me, con le mie visioni e con la mia persona, non con commenti che c'è ora, tutte chiacchiere, tante chiacchiere e poca sostanza. Sostanza poca. L'ho detto, ai tuoi tempi dicevi caffè e cognac, ma non solo, c'era anche qualche altro ingrediente segreto. Sì, c'era altri, perché prima di tutto per gareggiare 300 km bisogna mangiare e se uno non ha il fisico e lo stomaco per digerire in corsa roba pesante non può fare il corridore. All'epoca mia io prendevo 1,5 kg di polpa di vitellone, allora erano buoni, sani anche vitelli, ora sono inquinati anche quelli. La macinavo la sera, la mettevo in una zuppiata come ora c'è le ciliegie, questa carne ci mettevo, spremevo limoni, sale, olio, pepe. La mattina 7, 8, 10 panini, secondo, li levavo la mollica e li mettevo questa carne dentro. E poi su gara li mangiavo. Io non prendevo rifornimento, anzi attaccavo al rifornimento, attaccavo le fughe, per esempio alla Sarema, alla Savona, a rifornimento. E io iniziavo a scappare lì perché mangiavo panini che avevo con me. Allora c'era 5 tasche, 2 davanti e 3 di dietro, portavo una borraccia col caffè, una col tè, una col caffè e poi questi panini, un po' di frutta, banane e qualche coscia di pollo di quelli che bisognava tirare per mangiarli. E queste erano le mie forze che mi dava a essere ancora bene all'arrivo. Se guardi i miei arrivi,
arrivavo fresco più di ora, perché avevo mangiato 1,5 kg di carne, banane, mele e poi le cosce di pollo e con quelli arrivavo tranquillo a 300 km. E poi dopo questo mangiare che facevo pesante, dopo l'Elberta a Imperia bevevo una borraccia di Moët Chandon, la champagne che compravo in Francia perché in Italia non c'era ancora la champagne. Me la passavo dalla macchina a Imperia e me la sorseggiavo per avere tutto quel che avevo mangiato per aiutarmi anche per andare più forte. E così queste erano le droghe mie, questi erano veramente gli aiuti che prendevo in corsa. Carne, champagne finale. Alle corse ciclistiche non ti vedremo più, ma allora oggi cosa fai? In questi giorni hai detto a quasi 83 anni, come passi le tue giornate? Io ho un motorino elettrico a corrente che lo giù e giro per Pistoia tutti i giorni, vado giù a comprare, a girare, a trovare gli amici. Passatempo col motorino perché la macchina l'ho venduta e la patente non l'ho più rinnovata perché con le strade piene di traffico, quando uno supera gli 80 anni dovrebbe fare come fo io, smettere di andare in macchina perché non siamo più sicuri di noi stessi, non abbiamo più i riflessi pronti da poter evitare incidenti e evitare gli imprevisti. Io consiglio agli ottantenni, 82, 83 anni come io, di chiudere, strappare la patente o tenerla in un cassetto per ricordo e non andare più in macchina. Io l'ho venduta. Ce l'ha mia moglie, viaggio, quando ho bisogno ho gli amici che mi portano, ho la misericordia che mi porta in giro perché sono riconosciuto invalido e purtroppo l'invalidità c'è perché io ho subito 5 interventi alla schiena per un fatto di natura sbagliata. Mia madre, io ho avuto da mia madre questo ricordo, lei è morta a 97 anni con la schiena a pezzi e me l'ha trasmessa a me. Io, il canale della schiena, c'è dentro tutti i nervi e i fili, diciamo, che guidano le gambe, i piedi, le braccia, la testa, tutto. A me ho dovuto subire 4 interventi prima da 12 anni a questa parte e l'ultimo 7 anni fa che ero rimasto paralizzato perché gli ossi della cervicale erano andati a toccare il midollo spinale. Toccando il midollo spinale vuol dire rimanere bloccati, paralizzato. Trovai, per fortuna mia, un grande professore Faccioli di Verona, che è il capo dell'ospedale del Borgo Trento, che mi operò dopo 40 giorni che ero rimasto paralizzato contro la sua volontà. Dice: io non ho mai operato oltre 10 giorni perché non si ottiene niente e si aggrava. Ma gli dissi: io gli fo un documento per la responsabilità mia, succeda che succeda, lei mi operi. Mi operò 40 giorni dopo che ero rimasto paralizzato. Allora venne il pomeriggio, dopo l'operazione di ore, a trovarmi in camera, dice: provi un po' a muoversi le gambe, a scendere. E disse: questo è un miracolo, perché non è mai successo che dopo 40 giorni uno possa rimuoversi, secco bastoni, ma muoversi. Dice: questo è un miracolo, non voglio niente. Avevo versato 12.000 euro per l'operazione all'ospedale. Il professore non volle nulla e disse: pubblicherò questo caso sull'informatore medico perché è una cosa eccezionale. Disse: per me è un miracolo e non voglio niente, mi rimandò soldi a casa. Prima volta in vita mia, grande professore che ci manda tanti amici quando hanno bisogno di andare da lui a Verona, gli fissa l'appuntamento e gli dà sempre la precedenza perché è un amico, oltre a essere un grande professore, è un grande uomo diciamo, di bene, una persona
che vuol bene al prossimo, che ama il prossimo veramente come te stesso. E lui lo è. E lui si ricorda bene di me tutte le volte, lo chiamo, mi saluta con piacere. E questa è stata la mia fortuna, che mi muovo ancora con bastoni, però invalido con bastoni, non paralizzato. E perché la natura mi ha creato male, è un'eredità di mia madre con la schiena a pezzi come aveva lei, che è morta a 97 anni, ripeto.